Approfittando della partecipazione di Monsignor Pizziolo alle premiazioni di Progress Spot, un evento della pastorale giovanile della Forania di Conegliano, anche al pastore della chiesa vittoriese chiediamo un augurio per il Natale alle porte e per il 2011. Eccellenza, le chiediamo anche un augurio per la comunità intera in un anno che sicuramente non è stato un anno facile, anche economicamente per molte famiglie, e quindi forse c'è bisogno di speranza, ecco. Sì, credo che davvero ci sia bisogno di speranza e che il Natale porti assieme ad altri messaggi proprio un messaggio di speranza colto nella vicinanza, nella prossimità di Dio a tutte le situazioni. E oggi tante persone, tante famiglie vivono situazioni di disagio, non solo quelli che sono malati o soli, ma anche famiglie che vivono una situazione di precarietà di lavoro, una precarietà economica. Hanno bisogno di speranza e credo che il Natale, avendo come messaggio proprio la vicinanza, la prossimità di Dio a tutti, specialmente a chi è solo e nelle difficoltà e nella sofferenza, costituisca questo messaggio di speranza. È proprio questo che io auguro ad ogni cristiano della nostra diocesi e a tutti gli uomini, ecco, e donne che vi abitano, di aprirsi ad accogliere questo messaggio di speranza per viverlo poi e trasmetterlo a loro volta.